Venerdì 1° marzo, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi all'ospedale San Marco di Catania c'è l'Open Day per le visite di controllo all'udito, sono visite gratuite a Catania. Poi parleremo di un salone nautico del Mediterraneo che sta per arrivare a essere aperto in programma a Mister Bianco. Vedremo che significa essere agenti di scorta in un film in lavorazione, e poi avremo ospite qui Luca Barone, uno dei protagonisti di Mare Fuori. Ma intanto le notizie della mattina: 12 gli arresti nel Siracusano per voto di scambio, estorsioni, droga e un duro colpo per il clan Nardo, ritenuto vicino alla cosca catanese dei Santa Paola Ercolano. Gli affiliati alla cosca gestivano gli affari illeciti anche dal clan. Braccianti sfrattati, il sindaco di Paternò firma un'ordinanza per sgomberare la baraccopoli di Ciappe Bianche. Non si può vivere in condizioni così disumane, dice il primo cittadino, ma gli extracomunitari non sanno dove andare e in paese a Paternò sale la tensione. Vediamo. Dove vive? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Lui si chiama Radwan, ha 25 anni e arriva dal Marocco, come la maggior parte delle persone che vivono nella baraccopoli di Paternò, dove siamo tornati con le nostre telecamere. Così qua, no bello. E qua non mangiare, no doccia. Ci mostra quella che ancora per poco sarà la sua casa. Il sindaco Naso, infatti, con un'ordinanza ha disposto lo sgombero di tutta l'area. Perché polizia tutti gue? Io ho ragazzi qua, ragazzi dormire in strada, io dormire in strada, freddo. Il primo cittadino ci spiega i motivi dell'ordinanza: restituire dignità a chi vive in condizioni disumane e ripristinare la legalità. Questa è una storia che però va avanti da tanti anni. Come mai oggi questo sgombero? C'è uno stato di avanzamento di questa attività e non possiamo veramente stare con gli occhi chiusi di fronte a un problema che è un problema di tutti. Dove andranno a vivere? E naturalmente si devono regolarizzare e quindi sarà poi gli enti sovrastanti a trovargli l'alloggio, devono vivere civilmente come deve vivere un essere umano. Al momento però sembra che manchi una soluzione alternativa e dopo lo sgombero c'è il rischio concreto che molti extracomunitari finiscano per strada. Intanto c'è chi fornisce pasti caldi, aiuti e da tempo segnala una situazione che va avanti ormai da anni. Sono rammaricato, che vi devo dire? Rammaricato perché forse bisognava parlarne prima. Siamo in studio, la Caritas di Catania allarga gli orizzonti, dai pasti caldi all'assistenza sanitaria è stato inaugurato il nuovo ambulatorio e intanto nasce l'idea della rete del farmaco per prendersi cura di quanti restano indietro. La ragazza somala frustata e picchiata a sangue sul barcone. L'anziano con la bronchite, extracomunitari medicati con profonde ferite da taglio, i nuovi poveri italiani che si affidano alla Caritas. L'ambulatorio dell'Help Center di Catania li accoglie tutti nei locali di Piazza della Repubblica a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Medici ed operatori volontari si prendono cura di quanti bussano alla porta della Caritas trovando ospitalità, conforto ed assistenza sanitaria. Tra una visita e l'altra incontriamo Salvatore Maugeri, il medico confessore. Qualche mese fa, quando ci sono stati gli sbarchi qui a Catania, è venuta da noi una ragazza di 22 anni della Somalia e aveva la schiena tutta piena di ferite, ma veramente tremende. Io proprio ho pianto solo a vederla perché aveva avuto frustate nei balconi. Questa è una cosa tremenda. Quali sono le patologie più frequenti? Soprattutto qui le persone che dormono fuori, perché abbiamo anche un'unità di strada. Logicamente sono i problemi di polmoni, hanno bronchiti, soprattutto ferite. Maugeri lancia anche l'idea della rete del farmaco. Se avete farmaci che però siano di una certa buoni, li potete portare qui all'Help Center alla stazione, li analizziamo, se vanno bene saranno poi messi in circuito per persone che ne hanno bisogno. Non solo un pasto caldo, ma anche assistenza medica per i nuovi poveri, italiani che sono rimasti indietro, chi per aver perso il lavoro, chi per essere rimasto senza reddito di cittadinanza. Ora più che mai la necessità
necessità di un'assistenza sanitaria, soprattutto per le famiglie che chiaramente si trovano ad avere delle difficoltà nel sostenere delle spese mediche, nell'avere dei farmaci, tanti fratelli e sorelle stranieri che vengono e non hanno magari la residenza o che magari in questo momento non hanno l'assistenza sanitaria per il disbrigo dei documenti. Questa opportunità nasce proprio per la possibilità di curare. L'ambulatorio è aperto mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11. E adesso vediamo la rassegna stampa siciliana con il nostro Angelo. Sì, cominciamo stamattina con il quotidiano La Sicilia, subito in prima pagina leggiamo piante dosi, stop al clima ostile. Il ministro in Parlamento, gli agenti hanno caricato per proteggersi, opposizione si scusi e poi ci sono i timori di Mattarella. Poi la fotonotizia questa mattina, gigante, pensaci tu, questo è il titolo scelto dalla Sicilia. Nella Valle dei Templi rimesso in piedi il Telamone che sia da sprone per Agrigento 2025, capitale della cultura. E ancora sempre dalla prima pagina, infatti più strettamente legati alla regione, termovalorizzatori Schifani commissario, ma il piano rifiuti slitta a fine anno. E di immigrazione ce ne siamo occupati nella giornata di ieri, dopo l'archiviazione del caso Juvent, attivisti ONG accusano noi criminalizzati. E sul ponte sullo stretto si continua a parlare, interviene anche Lancia, il ponte e le opere connesse servono allo sviluppo di tutto il paese. Dicevamo di Schifani, eccolo dunque il titolo nelle pagine interne, rifiuti Schifani ha i superpoteri, ma il piano slitta. Da Palazzo Chigi via libera al commissario straordinario sui termovalorizzatori che però sono vincolati all'iter di un atto ancora da definire, dall'assessorato in giunta entro marzo, ma poi tappe forzate fino ad ottobre-novembre. Questa è la situazione. Torniamo ad occuparci di cronaca. La Stid si fa sentire con il fuoco, la vicenda riguarda Gela. Per la prima volta a Gela un bene confiscato deve essere affidato a Casa Rosetta, ma prima del trasloco un incendio distrugge i 3 piani, il procuratore attacco allo Stato. Un presunto caso di mala sanità ancora a Niscemi, siamo sempre in provincia di Caltanissetta, muore per un blocco intestinale non diagnosticato, adesso c'è la denuncia, l'esposto l'hanno presentato i familiari di una 56enne che per 2 volte si era recata a Caltagirone in ospedale. La pagina dedicata alla città di Catania e alla provincia. L'ex Ove rilancia San Cristoforo, garantiti servizi e collegamenti, spazi andranno anche all'università per un campus e all'Accademia delle Belle Arti. È stato allestito il cantiere che permetterà la realizzazione nella struttura del museo dell'Etna. Vedete, eccolo qui, l'esterno del cantiere avviato nell'area che un tempo ospitava l'ospedale Vittorio Emanuele. Ancora a Catania, muore a 26 anni dopo 3 giorni dallo schianto. L'incidente si era verificato sulla Siracusa-Catania, donati gli organi, la famiglia chiede adesso verità. Parliamo ancora di cronaca a Giara, Eternit ed auto bruciate nel quartiere Jung. I residenti insorgono, così ci avvelenano. La città proprio di Catania. Catania respira con 2500 alberi piantati in città. Stamattina alle 10:30 il sindaco Trantino e l'assessore al verde Tomarco illustreranno il progetto Catania Respira, che prevede la messa a dimora di 2500 alberi, uno per ogni bambino nato nel 2023, in linea con l'approccio ad una città green, sempre più green. E adesso, sempre per parlare del comune di Catania, 700.000 euro per avviare l'agognata rivoluzione digitale. Dopo più di 20 anni gli interventi riguarderanno l'ormai vetusto impianto informatico anche del Consiglio Comunale, quindi si va verso una digitalizzazione del comune e quindi tutti i servizi anche offerti ai cittadini. Questo per quanto riguarda
la Sicilia, adesso siamo sul giornale di Sicilia, posto fisso ai precari storici, anche i comuni in predissesto potranno procedere alle stabilizzazioni entro la fine dell'anno, in ballo ci sono 1400 lavoratori, i costi già previsti nella finanziaria della Regione. Il decreto mille proroghe varato a Roma sblocca il tanto atteso varo dei contratti a tempo indeterminato, gli enti locali, figure ormai imprescindibili. E ancora Schifani sui rifiuti, commissario per i nuovi impianti, è stato fermato il decreto dalla Meloni, a Gela l'abbiamo visto e abbiamo letto, incendiata una villa confiscata al boss Stiddaro, la sparatoria allo Sperone, adesso parla uno degli accusati, la difesa di Camillo Mira, il fermato ha deciso di parlare, stavano per entrare in casa mia, non avevo scelta, o morivo o mi difendevo. Questa la sua versione, sono le diciamo indagini sul delitto allo Sperone di Romano. E poi fotonotizia, vedete, siamo a Palermo, bici e monopattini, si cambia questa e dunque la nuova decisione nelle strade pedonali del centro. Il Comune accoglie le istanze che sono state presentate da alcuni comitati civici e modifica anche il divieto di transito. Prima era valido per tutta la giornata, adesso si potrà circolare in fasce orarie limitate. Ecco, all'interno c'è poi una guida che spiega in maniera dettagliata come si potrà viaggiare. Comunque in due è vietato in ogni caso. Su questa la foto, insomma, è chiaro che è divieto di poter viaggiare monopattini in due. Allora, eccolo qui, Repubblica Palermo, c'è la svolta nel Bosnia Gate, la procura apre un fascicolo, nel mirino vertici e legali rappresentanti dell'Ateneo italo-bosniaco che sfornava titoli non riconosciuti. Ecco qui il titolo. E poi si torna a parlare ancora della strage di Altavilla. La coppia diabolica adesso accusa Barreca e la figlia, quindi uno scambio di accuse. Prima Barreca diceva che era stata la coppia, adesso la coppia risponde, sono stati il papà e la figlia. E poi ancora, per quanto riguarda sempre lo Sperone, restiamo a Palermo, un teatro allo Sperone e la risposta al ritorno della violenza, quindi c'è questa iniziativa. Si parla, ahimè, anche di acqua. In Sicilia la siccità svuota gli invasi, la regione razionare l'acqua, è un'emergenza questa della siccità. Ci sono anche qui, vedete, la viabilità e si parla di mobilità, monopattini e bici, si cambia ancora, divieti allentati, restano le critiche, ma anche qui la foto, come vedete, scelgono le foto in due, sempre in monopattino, quindi eccola qui, l'abbiamo appena rivista. Allora, il Bosnia Gate, c'è la svolta, la procura apre un fascicolo, nel mirino ci sono i vertici, i legali rappresentanti dell'Ateneo non autorizzato, Unipol sull'assicurazione dei tirocini, nessun nostro contratto con il Jean Monnet, questo è dunque. E poi c'è anche Salvatore Messina, vedete in questa foto, che è il rettore del Dipartimento Jean Monnet. E ancora dalle pagine interne di Repubblica abbiamo parlato di quanto è avvenuto ad Altavilla, la coppia diabolica passa al contrattacco, a uccidere sono stati Barreca e la figlia, Carandente e Fina hanno ribaltato le accuse mosse dall'imbianchino, finito agli arresti. Ancora da chiarire il ruolo della ragazza, lei dice che dormiva mentre i suoi cari morivano, questo è il punto sulle indagini. Chiaramente attendiamo di avere altri particolari, ma approfondiamo questa storia del monopattino. Anche qui, come possiamo notare, eccolo qua, eccolo, sono in due, sempre sul monopattino. E allora vediamo, su bici e monopattini si cambia ancora, divieti allentati, restano però i malumori. Su via Machera stop alle limitazioni dalle 5 alle 10, nella parte fino alla stazione 6 km/h è il limite massimo consentito. In Corso Vittorio niente monopattini, per le bici stop nei giorni festivi e anche in quelli prefestivi. C'è una nuova ordinanza che regolamenta il traffico dei mezzi nelle vie del centro, ma la vera rivoluzione saranno le ciclovie. Questo è quello che diciamo è previsto e che ci si augura ovviamente si possa in qualche modo ottenere e centrare. Siamo alla Gazzetta del Sud perché
La notizia in prima pagina è quella che abbiamo visto anche sul giornale di Sicilia. La Sicilia stabilizza tutti i precari. La novità è che potranno farlo anche i comuni in stato di dissesto. Grazie al decreto mille proroghe la regione e gli enti locali assumeranno 1400 lavoratori in attesa e quindi diciamo che è questa la notizia che andiamo a vedere anche nelle pagine interne. Eccola qui. Il mille proroghe spalanca le porte alla stabilizzazione di tutti i precari, disco verde anche per i comuni in riequilibrio in dissesto, c'è il via libera da Roma, 1400 sono i lavoratori, state vedendo nella foto c'è l'assessore alle autonomie locali Andrea Messina. Allora prima di chiudere con la rassegna stampa stamattina, 2 pagine dedicate allo sport, vediamo intanto il Catania, dalla Sicilia estasi Catania, il titolo. La spinta dei 20.000, un tesoro inestimabile, il patrono, si riferisce allo Spelligra, intenzionato a rilanciare per riportare come promesso in alto il calcio cittadino e oggi alle 11 c'è un'interessante conferenza stampa proprio di Ross Pelligra che in sala stampa al Massimino incontrerà la stampa. Parliamo anche di Palermo a Brescia, forze fresche per un Palermo a corto di fiato, domani arriva la terza partita in 7 giorni, Corini sta pensando a qualche novità nella formazione. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa regionale, tra poco quella nazionale, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia è il momento della rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo subito con il Corriere della Sera. Questa mattina notizia in prima, eccola qui, si ritrova su tutti i quotidiani. Calca per gli aiuti, strage e accuse. Hamas parla di oltre 100 morti, Israele assalta il camion, solo spari in aria per disperdere la folla, ma intanto insomma sono queste versioni contrastanti sulla tragedia, le riprese dal drone, i corpi calpestati, Biden, tregua in pericolo, Meloni parla di sgomento, una vera tragedia. Questa è la foto che riprende per appunto con un drone quanto accaduto, quanto successo ieri praticamente a Gaza. C'è stata la strage dei civili affamati in coda per gli aiuti. I soldati israeliani sparano, poi il fuggi, ci sono colpi calpestati, oltre 100 i morti. E poi un'altra delle notizie che stamattina campeggiano sui quotidiani: Putin avverte la NATO, rischio guerra nucleare, no al ritiro dall'Ucraina. Questa è la situazione. Cortei, Piantedosi difende la polizia, il ministro in aula, niente processi sommari, la Schlein va all'attacco, dopo gli incidenti di Pisa e Firenze le manganellate sono una sconfitta. E ancora l'intervista del generale politico, parliamo del generale Vannacci, l'odio, le lobby, gli omosessuali, il bis di Vannacci per l'appunto in prima pagina. E poi c'è l'inchiesta a Perugia, Crosetto e dossier, indagato un magistrato, dossieraggio, l'inchiesta nata dall'esposto di Crosetto, vede ora indagato anche il magistrato Antonio Laudati. E c'è il ritorno anche di Veronica, l'ex consorte di Berlusconi, trattata da velina ingrata. Queste sono le sue parole. Questa è la prima pagina del Corriere. Siamo adesso su Repubblica, la questione sicurezza che in questi giorni agita tanto. Meloni, il gelo del Quirinale, stupore per l'attacco della Premier, ma in discussione la vicinanza agli agenti, lo scontro, una strategia di Palazzo Chigi, le forze dell'ordine temiamo le piazze. E poi c'è Piantedosi, no a processi sommari alla polizia. In Medio Oriente c'è la spalla, diciamo, per la Repubblica, oltre 100 morti a Gaza erano in fila per il pane. E poco sotto, Putin minaccia l'Occidente, armi nucleari per colpirvi. Questo accade in Russia. A proposito di queste parole del leader russo, Repubblica sottolinea nel discorso fatto, lo mette in evidenza le pagine interne, minacce di Putin, abbiamo armi nucleari per colpire l'Occidente,
E ancora al discorso dello Stato sulla nazione in un cinema semivuoto, scrive Repubblica, promesse miliardarie alla vigilia del voto, posti di comando agli eroi dell'offensiva in Ucraina. Questa è la situazione. E poi ancora ricordiamo il destino di coloro che un tempo inviarono i loro contingenti nel nostro paese. Devono capire che tutto quello che inventano minaccia la distruzione della civiltà. Queste insomma sono riflessioni, parole. Ieri davvero una giornata che ha scosso. Questa è l'immagine del luogo dove ha parlato Putin. Fermato Sokolov, intanto direttore di Novaja, ha screditato le forze armate, quindi continua questo processo in qualche modo di lotta ai nemici. Abbiamo adesso la prima pagina della Stampa, fotonotizia in apertura, il massacro degli affamati, così titola. L'Occidente pretenda giustizia, da una parte uno dei due approfondimenti di Giordano Stabile, i soldati, noi obbligati a sparare, sono le due, diciamo, facce di questa tragedia, e vedete come le persone ammassate per cercare cibo perché sono affamate. Poi la Schlein, ora riuniamo le opposizioni, siamo alla politica italiana, Piantedosi, polizia no a processi sommari, fastidio del Quirinale per le parole della Meloni. E anche qui fermato il direttore di Novaja Gazeta, perché adesso Putin alza ancora la posta. Lo sfogo di Veronica trattata da velina. Questa insomma la situazione. Poi c'è anche un po' di gossip, parla la Satta, io Berrettini e la violenza social, insomma, per la fine di questo flirt, di questo amore. Lasciamo la prima pagina anche della Stampa, adesso invece le altre prime pagine con Avvenire. Aiuti insanguinati, scrive in prima il quotidiano di ispirazione cattolica. Hamas, 112 vittime tra i palestinesi, che portano in totale a 30.000. Israele nega gli spari, per Biden episodio complicherà i negoziati. Poi il cardinale Parolin, gli spiragli per la tregua arrestano. Queste sono le sue parole. Il discorso, Putin ripete, l'Occidente vuole la guerra nucleare, continua ad insistere su questo tema. Polizia sì alle verifiche, no a processi sommari. Queste sono dunque le parole del ministro Piantedosi. Una notizia che riguarda l'economia, la Panda a Pomigliano fino al 2027, Stellantis pensa positivo, restiamo, e quindi non viene smantellato, non viene ceduto questo stabilimento italiano. Il Fatto Quotidiano sull'Ucraina, Zuppi tratta ancora, si negozia con chi c'è, risoluzione bellicista dell'Unione Europea, sì di tutti tranne che del Movimento 5 Stelle. Intanto il presidente della CEI, cessare il fuoco, la guerra va abolita, mentre Strasburgo insiste, armare Zelensky in qualsiasi forma, ora i missili a lungo raggio, oppure il PD vota a favore. Questo è quindi il quadro che viene raccontato dalla Giornale, vedete in prima pagina, bullizzati i figli dei poliziotti dopo gli scontri in piazza, l'odio arriva anche nelle scuole a Torino, gli anarchici che hanno assaltato una volante e volevano liberare un pregiudicato stupratore. Questa è la notizia che viene riportata dal Giornale. Alla Gaza la strage di disperati, e c'è l'ira di ONU e anche degli Stati Uniti, mentre Putin minaccia, possiamo colpire tutti. Andiamo anche sull'Unità, vincere e vinceremo, questo è il titolo. Meloni sfida tutti e assalta il Quirinale. Ricorda qualcuno. Esattamente. Abbattuti alla fila per il pane, questa è la tragica foto notizia. L'esercito israeliano spara sulla folla, ci sono 100 morti a Gaza, nuovo crimine contro migliaia di civili inermi. È il Manifesto a farci rivedere di nuovo l'immagine che avevamo visto sulla prima del Corriere, tiro alla fame. 30 camion di aiuti a Gaza City, li aspettavano da mesi, la folla si accalca per un po' di farina, i soldati israeliani sparano, è il caos, muoiono 114 palestinesi, il bilancio ora supera i 30.000 uccisi, davvero una carneficina, una ecatombe, terribile. qualcosa di
di impressionante. Piantedosi carica, vedete, cortei illegali, il ministro in Parlamento difende la polizia e dimentica gli studenti feriti. E poi ancora prime pagine, c'è quella di Libero. Questura assediata a Torino, volevano liberare lo stupratore, i centri sociali assaltano un'auto della polizia per aiutare un migrante condannato 13 volte anche per violenza sessuale di gruppo e la sinistra in aula processa le forze dell'ordine, il sindaco di Monfalcone sotto scorta per le minacce islamiche. E ancora l'ultima prima pagina che andiamo a vedere questa mattina, no a processi sommari, Piantedosi difende la polizia, dopo i fatti di Pisa e Firenze il ministro dell'interno riferisce in Parlamento, il caso del capo del Viminale rischio zero se chi manifesta rispetta tutte le regole, pronti 3 disegni di legge più tutele e mezzi agli agenti, in arrivo anche fondi straordinari. Prima di restituirti la linea c'è una notizia che riguarda gli studenti e soprattutto il loro comportamento a scuola, perché la stretta pare che stia veramente per arrivare, perché ci saranno davvero pene più severe per i ragazzi che in qualche modo aggrediranno i professori, multe fino a 10.000 euro. Questo è quello che è previsto in questa nuova normativa che il governo sta studiando. Insomma, questa è la situazione, magari lo vedremo non appena riuscirò a mostrarvi la pagina, però oggi abbiamo un po' meno tempo e quindi diciamo non possiamo... Comunque la notizia è arrivata. Guarda, eccola qui. Studenti che aggrediscono i prof ora rischiano 10.000 euro di multa. L'emendamento del governo, il ministro, l'idea di lezioni separate per gli alunni stranieri. Questa è un'altra storia. Fermiamoci qui per la rassegna stampa e tra poco il primo ospite e intanto un'occhiata al tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Nico Schiodetto, condizioni meteo per la giornata di venerdì con un'intensa perturbazione ancora al centro-nord Italia, Campania, Sardegna, tante nuvole, delle precipitazioni sparse e a tratti anche temporalesche. La Sicilia vedrà 2 volti della giornata, la prima parte è abbastanza stabile anche con delle schiarite, poi verso la serata improvvisi piovaschi non esclusi, perché appunto anche la Sicilia sarà sempre inglobata in questa vasta zona depressionaria. Comunque non farà freddo, almeno di giorno, con le massime fino a 16-17 gradi, quasi 20 gradi sul catanese. Per quanto riguarda invece il giorno successivo, quello di sabato, ancora un po' di variabilità, qualche ultimo piovasco sul Messinese in mattinata, meglio altrove, comunque il pomeriggio abbastanza stabile, con un po' di sole su molte aree. I venti ancora vivaci, con mari in prevalenza mossi o molto mossi, temperature che di giorno non subiranno grandi variazioni. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12.50 e 19.20 c'è chi la vuole cotta. Rientriamo in diretta con il nostro primo ospite, il professor Ignazio Lamantia, che è direttore di otorinolaringoiatria all'azienda ospedaliera del Policlinico di Catania e ci annuncia che oggi c'è un open day, anzi mattinata dalle 9 alle 13, cioè visite gratuite per cosa, professore? Per la sordità, oggi è la giornata nazionale della sordità, quindi invitiamo i cittadini, chi ne avesse bisogno, a venire al Policlinico per uno screening uditivo, diciamo, per valutare la funzione uditiva. Ma si possono portare anche i bambini eventualmente? Dai 4 anni in poi. Abbiamo un settore di audiologia infantile con la dottoressa Poli e quindi anche bambini e anziani. Queste sono le categorie più a rischio. Al Policlinico di via Santa Sofia di Catania abbiamo detto, ma c'è un aumento, un incremento di questo tipo di disturbi? Ma direi di sì, sicuramente c'è un incremento legato a tanti fattori. Un fattore per esempio sono i rumori ambientali, quindi i traumi acustici che determinano problemi uditivi, poi abbiamo tanti problemi di natura metabolica. Diciamo che le 2 categorie più a rischio, bambini e adulti, hanno
una patogenesi completamente diversa. Per i bambini c'è uno screening sin dalla nascita, quindi appena nati, per tutte le patologie congenite, genetiche. Per gli adulti invece lo screening è legato a tutte le patologie metaboliche, che le posso dire, l'ipertensione, l'aumento del colesterolo. Cioè sono conseguenze di altri malattie, altre certo, cose sono conseguenze di altri disturbi. Voi parlate con un gioco di parole simpatico, anche se una cosa è delicata, pandemia silenziosa, è vero? Ma pandemia silenziosa soprattutto perché c'è il silenzio da parte della stampa, da parte dell'informazione. Se ne parla poco, vero? Sì, se ne parla poco e soprattutto per l'adulto, per l'anziano, per un invecchiamento sereno, sarebbe importante parlarne molto di più. C'è molto scetticismo nei confronti di un disturbo che non si vede, diciamo. Perché è curioso in un paese come un po' tutto l'Occidente dove la popolazione anziana cresce progressivamente. Assolutamente, pensi anche che il deficit uditivo non trattato nell'anziano porta anche al decadimento cognitivo, porta alla depressione, porta all'isolamento, perché l'anziano ha questa sensazione di sentire ma di non capire e quindi questo è importante. Quindi chi va là, professore, tanto per farsi un'idea, uno va lì stamattina, che cosa gli fanno? Allora abbiamo una bella squadra audiologica, l'unità operativa di otorinolaringometria ha un settore audiologico, quindi ci sarà un primo filtro in un ambulatorio, è citato questo ambulatorio 15 al pian terreno dell'edificio 3, dove il professore Ferlito farà una prima valutazione audiologica e poi verranno inviati nei vari ambulatori, vi dicevo l'audiologia infantile con la dottoressa Poli, il dottore De Fino, la dottoressa Di Mauro, quindi c'è una squadra pronta ad accogliere la cittadinanza catanese. Dalle 9 alle 13 ricordo ancora. Professore, leggo qua che ci sono in Italia che hanno di questi problemi più di 13 milioni di italiani, sono tantissimi, vale a dire un cittadino su 5, siamo 60 milioni, poco meno. Assolutamente sì, è chiaro che non tutti hanno una gravità importante, quindi ci sono ipoacusie e ipoacusie. Lei pensi che il nostro apparato uditivo funzionalmente è diviso in due settori, una parte che trasmette il suono e un'altra parte che lo percepisce. Ovviamente la struttura che percepisce il segnale è quella più delicata, è quella che dà più problemi. Ma anche in Sicilia questo avviene? Cioè una consistente percentuale di persone con disturbi uditivi? Assolutamente, assolutamente. Dovremmo fare anche prevenzione, per esempio sul rumore. Leggevo di mettere gli alberi a Catania, oggi si stanno mettendo tanti alberi, l'albero sicuramente, il verde assorbe il rumore cittadino. Questo è interessante, cioè serve anche a questo il verde? Sì, certo, c'è un settore di ingegneria ambientale appunto fatto apposta per limitare i danni dal rumore, a parte ovviamente negli ambienti lavorativi dove ci sono professioni particolarmente esposte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto pessimista perché vedo che dice nel 2050 1 su 4 soffrirà di un disturbo uditivo, sono dati che preoccupano. Ma perché si fa poco screening, si fa poca prevenzione. Oggi vedere un minimo deficit uditivo ci porta anche a cercarne una causa e quindi per esempio fattori di rischio cardiovascolari, cerebrovascolari, circolatori in genere. Pensi che l'orecchio interno è un apparato molto sensibile ai disturbi della microcircolazione. Ecco. Le faccio una domanda terra da ignorante. Si può rimediare però poi dopo quando... Assolutamente sì, si può rimediare perché la tecnologia oggi ha fatto passi da gigante. Il problema è l'aspetto psicologico della protesizzazione, perché ovviamente c'è una tecnologia oggi all'avanguardia che riesce a rimediare ai danni uditivi, per esempio con un apparecchio acustico. E poi c'è tutto un settore dedicato alla chirurgia dell'orecchio medio, a quello che si può riparare nel trasmettere il suono all'orecchio interno, quindi al nervo. Se il problema è localizzato nell'orecchio interno, quindi al nervo, in questo caso ovviamente la tecnologia acustica ha fatto passi da gigante. E lei ha detto che c'è una certa inevitabile resistenza, perché uno un po' si vergogna, un po'... Assolutamente sì, mettiamo gli occhiali ma non mettiamo l'apparecchio acustico, questo è un grosso problema. È curioso perché gli occhiali sono... Gli occhiali sono di moda, sono di marca, gli apparecchi acustici... Cioè mettetevi gli occhiali per andare... Ma oggi cominciano a fare apparecchi acustici per i bambini colorati, tigrati, leopardati, quindi bisogna farli vedere, mettiamo
degli amplificatori o per il telefono e non ovviamente per risolvere il problema uditivo. Questo bisogna sicuramente superarlo. Questo è molto interessante, cioè riuscire a superare questa specie di, come si dice, di gap per cui l'occhiale va benissimo, anzi si alimentano pure quelli che non hanno nessun problema per fare moda, mentre invece mettersi un apparecchietto risolverebbe i problemi. In tantissimi casi parlo soprattutto dell'anziano che non riesce proprio a discriminare i suoni. L'anziano scambia, si dice fischi per fiaschi, e quindi chiaramente l'aspetto socio-relazionale diventa di fondamentale importanza. Ma c'entra anche il rumore generale dell'ambiente, diciamo che viviamo in società rumorose, no? Noi diciamo che nella competizione acustica riusciamo a sentire meno. E poi c'è stato il grosso problema delle mascherine, no? Abbiamo vissuto 2 anni con le mascherine e quindi non abbiamo avuto la possibilità della lettura labiale, che incrementa le capacità di discriminazione. Noi abbiamo anche una scuola di specializzazione solo di audiologia diretta dal professore Maiolino, che oggi è al Senato per questa giornata, perché c'è una conferenza stampa il Senato con le società scientifiche perché che la si giornata è la interessano. giornata mondiale dell'udito. La giornata mondiale e l'Italia. E in Italia E ti stavo dicendo al professor Maiolino? Dico, abbiamo una scuola di specializzazione dedicata alla formazione di medici che si interessano solo dell'aspetto audiologico. Noi abbiamo 2 scuole di specializzazione, l'otorinolaringoiatria e l'audiologia. Quindi questa è una cosa sicuramente da promuovere e da portare avanti. Medici che si interessino solamente degli aspetti audiologici sicuramente è una medicina, una specializzazione che nel futuro sarà molto utile. Allora professore, diamo l'ultimo invito a partecipare a questo Open Day, se vuole può farlo direttamente lei. Vi aspettiamo in via Santa Sofia al Policlinico, c'è un po' di traffico ma ci sono i parcheggi apposta ne parliamo frequentemente. Apposta a parte per gli utenti vi aspettiamo e assicuriamo tutti quelli che verranno valutati. E saranno visite gratuite naturalmente? Assolutamente sì. Perfetto, grazie professor Lamantia, buon lavoro. Grazie a voi. E grazie anche per questo appello che speriamo anche voi in ascolto lo possiate accogliere. Adesso ci fermiamo per un po' e poi subito dopo un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, appassionati di barche e mare, questo è per voi, parliamo di Nauta, lo facciamo con Alessandro Lanzafame che è direttore generale di Eurofiere. Buongiorno e benvenuto, perché dal 7 al 10 di marzo, oggi è il 1° marzo, quindi dal 7 al 10 ci sarà la 22esima edizione di questo prestigioso salone nautico del Mediterraneo che si chiama appunto Nauta e si svolge presso Sicilia Fiera a Mister Bianco. È un settore in crescita, è vero? Sì, il settore della nautica da qualche anno, da dopo il Covid, vive un momento di grazia dove la produzione nazionale è a più 30%, gli acquisti delle imbarcazioni sono saliti in questi anni del 15% e devo dire che questa è stata una svolta importante anche perché l'Italia in questo senso nel mondo della cantieristica da diporto è leader. Abbiamo dei colossi come Ferretti, Azimut e devo dire che oggi anche la fascia dedicata ai gommoni oltre i 10 metri sta avendo un ruolo importante nel mondo della nautica. Ci saranno molte imbarcazioni a Sì, abbiamo più di 300 imbarcazioni esposte tra gommoni, battelli, barche a motore, barche entro e fuori bordo. Stiamo vedendo qualche immagine. Sì, esatto, questa è l'immagine dell'edizione scorsa che ha avuto un successo di pubblico incredibile. Con un risultato anche a livello di fatturato per le aziende molto importante perché si è acquistato in fiera e quindi questo ha avuto un riscontro immediato sul mercato. Le faccio delle domande da non addetto ai lavori. Allora, i fuoribordo elettrici sono una delle... Sì, i fuoribordo elettrici sono una delle novità che verrà presentato quest'anno al Salone, perché anche per navigare sul mare si sta pensando all'ecosostenibilità, cioè a non inquinare e quindi meno motori a consumi diesel o benzina che sia, e quindi l'elettrico si affaccia anche lui al mare.
però devo dire ancora è un elettrico molto leggero, perché purtroppo per muovere delle imbarcazioni importanti ci vuole. sì, però anche lì diciamo ormai questo settore sta prendendo comunque Ma piede. questo è estremamente interessante, un po' tutto si muove nella stessa direzione e in occasione di questo evento sui fuoribordo elettrici e di nautica in generale ci sono una serie di personaggi importanti del settore come Piero Formenci, Sergio Davici. Sì, assolutamente. Noi abbiamo avuto il privilegio finalmente dopo 21 edizioni, lo scorso Salone di Genova che si è svolto a settembre 2023, finalmente siamo stati inseriti nel calendario nazionale delle manifestazioni più importanti dal punto di vista fieristico nazionale, un traguardo raggiunto appunto dopo 21 edizioni, essere presentati diciamo all'interno in una conferenza stampa del Salone Nautico di Genova, che è la madre delle fiere ovviamente del settore nautico, per noi è stato un traguardo fondamentale che proietta Nauta verso dimensioni adesso nazionali, perché noi con la struttura attuale ci candidiamo a diventare forse il salone più importante a terra. Ah, fantastico. Allora, ricordo dal 7 al 10 marzo a Sicilia Fiera a Mister Bianco. Parliamo di qualche novità, così diciamo, per amatori. Barche a vela e a motore, per esempio. Allora, noi la barca a vela la trattiamo non come esposizione, perché purtroppo diciamo a terra è difficile esporre imbarcazione a vela, dovremmo avere l'esposizione a mare, cosa che magari in futuro stiamo anche pensando di fare un appendice. Sì, e loro, diciamo, la barca a vela con il problema della ghiglia sotto verrebbe complicato. Però abbiamo aziende all'interno importanti che trattano marchi importanti come Beneteau, come Genot, che comunque sono leader in questo settore e quindi comunque possono assolutamente contrattare, si possono vedere anche le novità perché le presentano anche su monitor tramite diciamo esposizioni importanti dei LED wall eccetera e poi provarle dopo il salone nei vari approdi. Poi ci sono multiscafi e monoscafi, che vuol dire? Beh, il multiscafo significa oggi è una tipologia di scafo più versatile, diciamo di quelli che chiaramente possono avere varie funzioni. Il monoscafo è il classico semplice, diciamo standard. Normale. Sì, sì, assolutamente normale. Il tradizionale, per esempio, in questo senso c'è un cantiere nuovo che sarà presentato in fiera con 2 imbarcazioni nuove che si chiama Saxe d'Or e questo diciamo ha una tipologia, per esempio, a questi laterali che si aprono e diventano assolutamente delle terrazze sul mare quando diciamo la barca è errata. Fantastico. Ma la Sicilia ha cantieri? La Sicilia esprime una grande cantieristica, anzi le dico di più, ci sono cantieri nazionali che hanno postazioni e zone di produzione proprio in Sicilia. In questo senso le devo dire che la provincia più facoltosa, diciamo, più dinamica è proprio la provincia di Messina. Sì, lì abbiamo tantissimi cantieri, soprattutto anche in riferimento ai battelli, per esempio Pirelli stampa lì, altri cantieri importanti di gommoni stampano lì, devo dire sì, la Sicilia sì, adesso noi siamo un'isola, voglio dire, se dovessi... La vocazione c'è. Poi ci sono i super yacht, quelli che ci fanno sognare un po'. I super yacht, diciamo, noi li abbiamo avuti in esposizione quando il salone si svolgeva al porto di Catania, avevamo l'esposizione a mare. C'era più spazio. Purtroppo lì lei mi tocca su una vicenda particolare, perché è incredibile che una città come Catania non abbia un porto turistico. Infatti in alcune foto, non so se lì si sono viste, diciamo si vedeva questa esposizione bestiale. Questa qua. Esattamente, questa è l'ultima edizione fatta nel 2011, qui siamo esattamente nella banchina 19 dove c'è il chiosco La Bitta. Noi lì abbiamo realizzato qualcosa di inimmaginabile perché non c'è nulla lì. Noi abbiamo realizzato pontili, proprio un'area fieristica incredibile. All'epoca eravamo il secondo salone in Italia per esposizione a mare. E poi? E poi è finita che cambiano un po' le amministrazioni, cambia un po' tutto, il porto diventa sempre più chiuso anziché aprirsi. Se lei considera tra l'altro che lì noi siamo a 2 passi agli archi della Marina, quindi dal Duomo, quindi il porto turistico lì significa che il turista con il mega yacht scende a piedi, va a Piazza Duomo. Purtroppo è come la storia del centro fieristico. Oggi abbiamo questo diciamo a Mister Bianco, Sicilia Fiera, per fortuna, dopo noi 30 anni che operiamo in questo settore. Però è anche vero che una città come Catania non può non avere un centro fieristico, che non è Le Ciminiere comunque. Dovremmo chiederlo al sindaco. Se esattamente, io l'altra volta ho anche scritto mentre lui era qui. Sì, che il venerdì io lo seguo quando lui, però poi evidentemente non abbiamo fatto in tempo. Però sì. Oggi verrà, glielo chiediamo, se magari ha in mente, non so, progetta qualcosa
E anche perché da un punto di vista fieristico, tra l'altro Catania in Sicilia è la città più dinamica. Cioè noi abbiamo l'80% delle fiere che si svolgono in Sicilia. 80%? Sì, anche di dimensione nazionale. Caspita, però da quelle parti non c'è poco da fare. Purtroppo sì, purtroppo sì. Voi avete però, oltre naturalmente a l'esposizione che riguarda gli potenziali compratori, avete anche degli obiettivi precisi, cioè vuole attrarre un pubblico internazionale, non soltanto quello perché comunque degli amatori. Sì, diciamo il così. Salone assolutamente ha un pubblico, diciamo, da un punto di vista proprio di visitatori che ormai abbraccia un po' tutto il sud Italia, ma anche come dire, Malta e anche un po' i paesi, diciamo, del Mediterraneo. L'anno scorso abbiamo avuto qualche visita straniera, anche qualche delegazione, quest'anno verranno riconfermate queste, quindi il Salone è assolutamente in crescita. Il problema poi diventano anche sempre i servizi che noi offriamo. Noi ci barcameniamo, ci dovrebbero dare una medaglia al valore agli organizzatori fieristici qui su Catania per come siamo riusciti a resistere nel corso di questo trentennio. Beh, complimenti, perché insomma... Qui devo dire mio papà, sulla quale spendo una parola. Come no, parliamone. Lui è stato, diciamo, è il fondatore dell'azienda ed è anche, diciamo, l'ideatore. Lui è stato il primo nel lontano 1989 a portare le fiere settoriali in Sicilia. Sì, assolutamente, lì c'è anche mio fratello che si occupa della parte tecnica importantissima nel settore delle fiere normative. E quindi lui ha tutto. avuto un ruolo decisivo, stava Decisivo. dicendo. Le fiere settoriali in Sicilia sono nate con mio papà. Ah, evviva, complimenti, anche se insomma. Va bene, e poi cos'altro c'è? Qualche altra La novità? nautica comunque, il nauta non è comunque poi solo imbarcazioni, c'è una grande area dedicata a accessoristica e servizi. Ah, Quindi, ecco, interessante questo. Tutto ciò che ruota per esempio intorno alla pesca, noi in Sicilia ovviamente di questo ne siamo leader assoluti e quindi ci saranno grandi aziende che, diciamo, con tutte le novità sul mondo della pesca, della subacquea, anche aziende che presentano i nuovi motori marini, proprio c'è aziende che sono specializzate solo in questo, e devo dire anche che la richiesta da parte di aziende del nord nello scendere a Catania a fare il salone è stata, diciamo, molto importante. Si incrementa. Anche accessori, stava dicendo, Sì, vero? sì, accessori, perché la barca ormai, diciamo, non è solo un problema, diciamo, di comprarla e basta, poi c'è tutto ciò che ruota attorno a bordo barca, quindi è l'accessorio che significano anche i complementi, anche, diciamo, il tovagliato, c'è tutto quello che alla fine la barca diventa una casa a tutti gli effetti. Poi anche abbigliamento, diciamo. Sì, anche abbigliamento, soprattutto anche abbigliamento. Abbiamo aziende importanti, per esempio abbiamo un'azienda Sanna che è quella sponsorizzata da Briatore che esporrà in fiera, quindi devo dire tantissime novità, e poi alla fine quelli che concludono veramente sono proprio loro, Sì, perché è più di immediata, diciamo. Perché è più facile, diciamo, Esatto. lo scambio, è vero. Sì. Beh, complimenti davvero. Allora, dal 7 al 10 marzo Nauta, 22esima edizione, Salone Nautico del Mediterraneo, a Sicilia Fiera di Mister Bianco. Magari ne approfitto per invitarlo ufficialmente, se volesse venirsi a fare una passeggiata. Faremo sicuramente qualche ripresa. Grazie, complimenti, Grazie a voi. buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Alessandro Lanzafame. Facciamo una breve pausa e tra poco altro argomento. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è nostra ospite una regista, si chiama Deborah Scalzo, è in corso di lavorazione, sta per cominciare la lavorazione di un nuovo film che si chiama? Vi abbraccerei tutti. Vi abbraccerei tutti, bello, titolo bellissimo. Qual è la trama? E la trama è dedicato ad un poliziotto di scorta del giudice Paolo Borsellino ed è tratto dal libro di Luciano Traina e Domenico Rizzo. Luciano Traina è il fratello di Claudio Traina, appunto la storia, raccontiamo proprio la storia di Claudio, questo giovane poliziotto, ragazzo di 26 anni che perde la vita nella strage di Via D'Amelio, lasciando un bimbo di 6 mesi, e con questo film vogliamo omaggiare i ragazzi della scorta che spesso vengono, diciamo, non dimenticati ma messi da parte. Certo, hanno un ruolo importantissimo e come dire, si sacrificano molto spesso. Lei ha terminato, se non sbaglio, i provini. Sì, i casti, abbiamo tenuto qui i casti in martedì.
Dove? A Catania l'avete fatto? Sì, presso la sede della Catania Film Commission. È stato Sì. anche molto emozionante perché ho voluto, diciamo, tenere questi provini casting per cercare il protagonista, Claudio Traina, perché attualmente noi abbiamo un cast di attori molto importanti che parteciperanno al film, però ho voluto cercarlo proprio tra i ragazzi siciliani e quindi sono anche molto contenta perché devo dirle che ho trovato il mio Claudio Traina. L'ha trovato? Sì. Chi è? Si può Non svelare? si può ancora dire perché le conferme arriveranno a Ma è un giugno. debuttante o un professionista? Questo glielo posso chiedere o no? È un ragazzo che studia recitazione, ha già fatto qualcosina e che mi ha colpito veramente molto e quindi sono molto contenta anche perché mi hanno chiesto, anche perché non mi sono affidata comunque a delle agenzie per trovare Claudio sul posto, della zona. Io invece ho voluto proprio che i casting fossero aperti a tutte le persone con esperienza cinematografica che hanno studiato cinema, ma dando la possibilità anche ad un ragazzo che sta studiando di poter lavorare sul set con grandi attori. Immagino quindi ci sarà stata grande affluenza. abbiamo avuto circa 4.500 candidature, ma io ne ho selezionati soltanto 50. Caspita, complimenti. Questo personaggio è un personaggio che ha un ruolo importante perché attraversa anche pezzi significativi della storia siciliana e della storia della lotta alla mafia. Assolutamente, il film sarà ambientato tra la fine degli anni 80 e metà anni 90, perché ho deciso appunto di fare questa ambientazione perché Claudio nel 1987 arriva in polizia e fa il giuramento alla questura di Alessandria, quindi ad Alessandria, per poi spostarsi nell'88 alla questura di Milano nel reparto della squadra volante, quindi volante, e poi lui nell'89 arriverà appunto a Palermo nel servizio scorte, quindi per scortare il magistrato io ho voluto anche nel film, oltre a raccontare la vita anche di Claudio e di tutto ciò che è successo di questi ultimi 50 anni, voglio anche riportare un po' quella nostalgia e malinconia degli anni 80, di quanto ci mancano anche gli anni 80 e gli anni 90, perché nella storia del film racconteremo anche di com'era la vita di Claudio oltre la divisa, quindi che era un ragazzo semplice che andava a ballare la domenica pomeriggio, come corteggiava una ragazza, che adesso è tutto social, quindi riportare indietro e far vedere che era una persona semplice, che ha fatto un lavoro importante, che a 26 anni aveva già una famiglia, ha perso la vita, ma ha lasciato un segno indelebile per la nostra terra comunque, quindi... Ma lei ha nostalgia degli anni 80-90 che però quanto a mafia non sono anni gloriosi. Nostalgia nel senso che sono stati anni bruttissimi, anni molto forti, nostalgia nel senso che vorrei riportare al cinema un film dove non viene idealizzato un boss. Voglio che venga idealizzato un ragazzo, un poliziotto che si è sacrificato e far vedere sia le cose brutte di quegli anni, ma anche le cose belle che abbiamo vissuto in quegli anni, che adesso non viviamo più e ci mancano. Okay, da tante cose, dalla vita di quegli anni, alle musiche, a qualsiasi cosa che ci riporta indietro e ci faccia ricordare con delle immagini significative qualcosa che ci entra dentro e non ci lascia più. Certo, e di conseguenza lei ha avuto contatti anche con gli agenti veri, diciamo così. Assolutamente, infatti il film sarà poi la chiusura del film, non ho voluto chiudere la storia nel 92 con la strage, ma nel 1995 perché proprio Luciano Traina, che è fratello di Claudio, che è un poliziotto adesso in pensione, ma lui ha arrestato Giovanni Brusca nel 1995, quindi io voglio terminarlo con questo spaccato di storia importante perché ha un significato ed è anche il titolo stesso, Vi abbraccerei tutti, è un significato molto importante sia all'interno del libro ma soprattutto all'interno della storia e che spero che dopo il film diventi anche virale tra i ragazzi. E perché vi abbraccerei tutti? Perché è una frase molto significativa che Luciano disse proprio durante un evento dedicato alla legalità e l'autore, perché lui ha scritto questo libro con coautore Domenico Rizzo, stavano scrivendo la storia di Claudio, rimase proprio colpito da questa ultima frase che Luciano disse a tutti i ragazzi: vi abbraccerei tutti, proprio per l'emozione, perché quando Luciano parla e racconta la storia di suo fratello è una storia talmente forte che la senti tua. È molto toccante e quel vi abbraccerei tutti è stato, diciamo, quella parte finale conclusiva dei ragazzi che sono rimasti colpiti e quindi io spero che con il film, dando vita al personaggio, perché un conto è il libro, poi nel film appunto gli diamo vita al personaggio, spero che con il film i ragazzi veramente possano anche capire la figura del poliziotto, perché si tende spesso ad andare contro la divisa, perché purtroppo abbiamo una minoranza di mele marce nella divisa, l'abbiamo visto anche questi giorni, i fatti che sono accaduti, però ci sono tanti poliziotti come Claudio, tanti poliziotti che lavorano in silenzio, che fanno veramente un lavoro eccezionale e spero
che i ragazzi possano... Dobbiamo essere grati a loro e basta. Ma invece dicevo, Luciano Traina, che cosa le ha suggerito in particolare degli uomini che rischiano un po' la vita, diciamo, facendo tutti gli scongiuri, eccetera? È una vita sacrificata ed è una vita che spesso tantissimi ragazzi che lavorano nelle scorte neppure dicono chi scortano alla famiglia. Quindi non si sa, io ad esempio ho avuto mio nonno Lorenzo, che adesso purtroppo non c'è più. Mio nonno è stato uno della scorta del giudice Terranova, quindi uno dei primissimi giudici a lottare contro la mafia, e io mi ricordo quello che mi raccontava sia mio nonno, buonanima, ma anche mia nonna, che comunque lui andava via e non avvisava, cioè avvisava, diceva a mia nonna che andava via ma non sapeva chi scortava. Poi col tempo mia nonna l'ha capito, l'ha saputo, ma andava via addirittura magari per giorni non la contattava, e quando la contattava doveva stare tot minuto al telefono perché c'erano le intercettazioni, quindi non era adesso con i telefonini. Adesso diciamo che è più un'altra vita, insomma un'altra storia, e poi ci sono anche maggiori contatti, anche se le cose non sono cambiate poi nella sostanza, no? Sì, esatto. Ma loro a cosa teneva in particolare Luciano Traina che venisse fuori? Che venisse fuori proprio l'anima pura e genuina di Claudio. Perché questo? Perché la mattina della strage, la mattina di quella giornata della strage, lui è andato a pesca. Stiamo parlando di Via D'Amelio. Sì, è andato a pesca con suo fratello, con Luciano. Poi ad un certo punto Claudio viene chiamato perché quel giorno lui non doveva essere di servizio. C'è stato un cambio turno con un suo collega e quindi è dovuto lasciare il fratello Luciano sulla barca, che era pesca, e poi da lì ha detto: ci vediamo stasera, mi raccomando, riunisci tutta la famiglia, perché lui era un ragazzo molto di famiglia, quindi vai a prendere mia moglie. E poi invece è successo quello che è successo. Quindi io voglio far emergere proprio quest'anima pura e genuina, e soprattutto un altro lato importante è che all'epoca le scorte era da una parte un reparto ambito, dall'altro no. Si tendeva comunque a evitarle, specialmente poliziotti comunque con una carriera, diciamo, anche abbastanza di anni in servizio. Molti giovani venivano messi dentro alle scorte, quindi facevano il giuramento, entravano in polizia, magari facevano quell'anno o due di volante e poi buttati dentro le scorte. È brutto da dire così. Perché dico questo? Perché invece Claudio voleva fare la scorta, quindi un ragazzo giovane che sapeva cosa andava incontro, e quindi voglio che emerga questo. Perché questo? Collegandoci prima al discorso dei ragazzi, perché anche recentemente in altre interviste che ho fatto anche in questi giorni, io penso che il bullismo nelle scuole nasca proprio per il discorso di mafia. È proprio un atto di mafia, e quindi se noi nelle scuole non parliamo sin da piccini ai ragazzi di educazione alla legalità, non portiamo film che raccontano e idealizzano questi uomini e non boss che poi diventano idoli dei giovani, non riusciremo mai a combattere né il bullismo né la mafia. Quindi questi uomini si sono sacrificati, ci sono state delle persone che hanno pensato che uccidendoli avevano ucciso tutto, invece non è vero, perché uccidendoli hanno dato tanta memoria e noi andiamo avanti veramente per loro. Grazie al cielo le cose sono molto cambiate proprio per il sacrificio e l'impegno di questi giovani. Parliamo un momento di lei, ci fa molto piacere avere ospite una donna che fa un film così importante, così impegnato come Vi abbraccerei tutti. Lei come ha cominciato? Beh, io allora nasco come paroliera, quindi scrivevo testi di canzoni per cantanti, poi per chi? Qualche cantante di X Factor, ho lavorato molto con i talent, e The Voice, insomma con tutti questi talent. E poi il cinema? E poi è arrivato il cinema, è arrivato con il mio primo romanzo, perché il primo romanzo è uscito parecchi anni fa. È pure scrittrice, ma lei sì, è poliedrica, sì, assolutamente. Multiforme ingegno. E il primo romanzo, Io resto così, l'ho dedicato a una persona che è un uomo che ha fatto parte della mia vita, che è un poliziotto che purtroppo è morto in servizio, una vittima in servizio. Mi dispiace. E da questo libro dedicato a lui ho ricevuto molti premi, addirittura sono arrivata a presentarlo sia al Book Expo America, sono stata la prima autrice italiana al Javits Center di New York a presentare questo romanzo, perché avevo ricevuto dei premi molto importanti con la polizia. Complimenti. E da lì, diciamo, mi è cambiata la vita, perché poi mi sono arrivate proposte di scrivere altri libri, sempre con tematica appunto poliziesco, antimafia, e sino ad arrivare alle sceneggiature ho lavorato per varie case di produzione, sino a che dopo tanti anni, dopo circa 14-15 anni di sceneggiature e produzioni, perché ho anche prodotto vari progetti importanti, ho deciso di buttarmici proprio io alla regia,
E inizialmente con un docufilm che è Paolo Vive, che uscirà a luglio al cinema, ed è un docufilm dedicato al giudice Paolo Borsellino con varie testimonianze. L'attore protagonista è anche una grande nostra eccellenza siciliana, che è Bruno Torrisi, che interpreterà il magistrato, e subito dopo Paolo Vive lavoreremo a 360 gradi il progetto. Infatti a giugno daremo le risposte ai casting, abbiamo già degli attori comunque importanti che saranno nel progetto invece di A Via Abbracciare Tutti, e poi tra fine anno e inizio 2025 saremo sul set tra Catania e Palermo. E quindi il film sarà nelle sale quando, prevedibilmente? Penso, non voglio essere scaramantica, fine 2026, perché inizieremo, fine 2025 scusami, perché inizieremo a girarlo tra gennaio/febbraio, quindi saranno 2 mesi di girato, la lavorazione, penso Natale del 2025. Beh, sarà certamente un film da vedere con grande attenzione, con grande anche senso di partecipazione. Complimenti a Deborah Scalzo, buon lavoro a lei e alla sua troupe per Vi abbraccerei tutti. Adesso facciamo un'occhiata al nostro almanacco e poi continueremo con un altro ospite. State con noi, buongiorno Sicilia. Oggi, 1° marzo, si celebrano 2 giornate mondiali molto importanti, quella contro la discriminazione e quella del complimento. La prima nasce nel 2014 per sensibilizzare le persone sui problemi dell'AIDS e dell'HIV e per combattere le ingiustizie e le violenze che colpiscono chi ne è affetto. La seconda nasce da un'idea di un olandese, Hans Poortvliet, che con un tweet ha invitato tutti ad essere più gentili e a fare complimenti sinceri a chi incontriamo. Insomma, oggi è un giorno speciale per ricordarci che le parole possono fare la differenza. Vi piace il cioccolato bianco? Beh, sappiate che non è un vero cioccolato, ma una miscela di burro di cacao, zucchero e latte. Il cioccolato invece contiene pasta di cacao, che dà il colore, il sapore e le proprietà benefiche. Il cioccolato bianco è più dolce e grasso e soprattutto non ha gli stessi effetti positivi. Vi sveliamo l'origine di una parola che usiamo spesso nel calcio, il mister. Così chiamiamo l'allenatore o il direttore tecnico di una squadra. Ma da dove viene questo termine? Beh, tutto iniziò nel 1912, quando il Genoa ingaggiò un allenatore inglese, William Gerbatt. Gerbatt fu un innovatore, un vincente, e i suoi giocatori lo chiamavano mister, come si faceva chiamare in Inghilterra. Questa usanza si diffuse in tutto il calcio italiano e ancora oggi la usiamo, anche se il mister è di un'altra nazionalità. Eccoci di nuovo in diretta, dobbiamo parlare di Mare Fuori con grande piacere perché ha avuto un grandissimo successo, soprattutto la 3ª edizione, ma tuttora la 4ª edizione che è interamente disponibile su Rai Play. E c'è uno dei protagonisti con noi in collegamento, è Luca Varone. Buongiorno e benvenuto Luca. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Che ruolo Grazie ha mille lei? dell'invito. Che ruolo ha Luca? Allora, io interpreto Angelo, che è un ragazzo di buona famiglia che per varie dinamiche legate alla storia si trova ad entrare in IPM in un ambiente un po' ovviamente ostile. Il carcere minorile, insomma. Sì. Esatto, del carcere minorile dell'IPM. E si troverà ad affrontare questa situazione che ovviamente non ha mai affrontato una situazione così pesante. È una vicenda che riguarda, come dire, il disagio di alcuni giovani, ma anche una storia d'amore, è vero? Se la può anticipare, senza dircela tutta. No, Mare Fuori è pieno di amore come è pieno di lacrime, di momenti tristi. C'è la storia clou che sono stati denominati Romeo e Giulietta come Carmine e Rosa, poi ci siamo io e Silvia qui che abbiamo un flirt in questa edizione e poi le nostre storie si incroceranno. E ci andremo a scontrare. E poi c'è anche un segreto però, anche che naturalmente non ci deve dire, ma come dire, rende ancora più attraente la storia. Che esperienza è Mare Fuori per lei? Per me è stato veramente un'esperienza unica perché
io comunque essendo nato a Napoli in un quartiere di periferia, diciamo che se non ho vissuto ho visto varie dinamiche e trovarsi a far parte di un progetto così importante che ha avuto così successo, poi anche alla quarta stagione, quindi già molto avviato, eccetera, non è stato facile, ma veramente penso che sto passando uno dei periodi più belli della mia vita. Complimenti. Secondo lei qual è il segreto Grazie. del successo di Mare Fuori? Perché piace così tanto? Secondo me è perché è semplice, cioè per quanto possa essere articolato con 1000 storie, 1000 sfaccettature dei personaggi, arriva perché è semplice, rappresenta veramente la vita di noi ragazzi, ovviamente con dinamiche diverse, e anche secondo me è scritta molto bene perché le storie dei personaggi sono veramente ben strutturate e attirano anche. Devo dire che, secondo me anche perché è autentico, è vero? Molto... Anche, assolutamente. È vero. Io in varie interviste ho detto che Mare Fuori rappresenta la vita, perché pensandoci è così. In effetti è così, perché c'è proprio tutta la ricchezza, la varietà e anche la contraddittorietà della vita dei c'è di tutto. C'è di tutto, è vero. E qualcuno l'ha paragonato a un vecchio personaggio, è vero? Cos'è questa storia qui di Occhiatilla? Che è? Allora, io ho fatto un errore. Secondo me alla prima o alla seconda intervista ho detto una frase che ovviamente è stata amplificata, ricalcolata, amplificata. Hanno scritto che io sarò il nuovo Chiattillo. Ah, ecco. E in realtà non è così. In realtà io ho detto, per lo stile e per la provenienza familiare siamo molto simili. Il mio personaggio con quello di Maguas, con Filippo. Però abbiamo origini totalmente diverse, perché la borghesia milanese con quella napoletana è completamente diversa. Però potrebbe essere un auspicio, no, o no? Che ne pensa? Speriamo. Comunque è una bella soddisfazione essere in questa quarta stagione, no? Sì, è stata, lo è tuttora, perché ora stanno andando anche le puntate su Rai 2 ogni mercoledì e stanno arrivando sempre più messaggi, più commenti che dicono che ho interpretato bene, che ho fatto arrivare quello che doveva arrivare. Infatti sono contentissimo e speriamo di andare avanti sempre di più. Come ci è arrivato lei? Le faccio l'ultima domanda e poi la lascio libera. Ok. Come ci è arrivato lì? Facendo un provino per la terza stagione. Quindi perché le piaceva, era bella, era attratto? No, io guardo Mare Fuori da quando è uscito, in quarantena, le prime 2 stagioni, quando ancora non era esploso il boom Mare Fuori, il fenomeno. Feci un provino per la terza stagione, arrivai in finale, proprio il regista mi disse guarda, per me il ruolo è tuo, poi per varie dinamiche non sto qui a spiegare, alla fine non sono stato più preso, però sono piaciuto così tanto a Ivan Silvestrini, il regista, che mi ha promesso un provino per la quarta stagione, per un nuovo personaggio. Appena è arrivato ho detto è mio, mi ci devo impegnare, l'ho preso. Complimenti. E lei vorrebbe fare una quinta stagione o ha già altri progetti? No, per ora io mi apro tutte le porte come giusto che sia, ma non vedo l'ora di affrontare questa quinta stagione per raccontare bene la mia storia, perché c'è molto da raccontare. Ah, evviva! Allora, l'aspettiamo, benissimo, complimenti, in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie mille ancora dell'invito. Grazie a lei. Luca Varone, molto giovane, molto simpatico e molto bravo. Grazie per essere stato con noi. Adesso è il momento di augurare buon weekend a tutti voi.
Buon weekend! Oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per questo fine settimana. Come al solito vi raccomando di prendere nota per non farvi sfuggire nulla. Partiamo da Palermo. Arriva per la prima volta negli spazi dello Spazio Noz dei cantieri culturali alla Zisa la mostra mercato dedicata all'artigianato e al vintage, organizzata dall'associazione Artigianando. Si chiama infatti Opificia ai Cantieri, la nuova edizione della fiera che si svolge sabato 2 e domenica 3 marzo dalle 10 alle 20 con ingresso gratuito. All'interno diverse le postazioni con artigiani che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, vinili e tanto altro. Lo scenario lunare delle cantine settecentesche del monastero dei Benedettini, caratterizzate dalla roccia lavica del 1669, si intreccia con il testo di Omero per dare vita a un'esperienza coinvolgente ed emozionante per gli spettatori e le spettatrici. Lo spettacolo teatrale itinerante Ulisse all'inferno torna al monastero dei Benedettini di Catania dall'1 al 3 marzo, venerdì alle 20 e 21:30, sabato e domenica alle 19 e 20:30. Dopo il trionfo a Sanremo Giovani e le partecipazioni al 74esimo Festival di Sanremo con il brano Diamanti Grezzi, Clara adesso è in giro per l'Italia per presentare Primo, l'album di debutto della giovane cantautrice, già star della serie TV Mare Fuori. L'album contiene 10 tracce, tra cui Ragazzi Fuori, Boulevard e Diamanti Grezzi. Sabato 2 marzo alle 17 il giovane talento incontra i suoi fan al centro commerciale Poseidon di Carini in provincia di Palermo. Uno straordinario concerto di James Senese al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, domenica 3 marzo alle 20:30. L'artista torna in Sicilia con quella dirompente miscela che unisce stilemi jazz, funk e afro, con la radice musicale partenopea. In più di mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza mai lasciarsi corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale è famosa come il suono del suo sax. Al Teatro Massimo Bellini si parla del rifiuto dell'omertà mafiosa, il coraggio della denuncia, la lotta contro gli abusi e la disparità di genere. Questo è il messaggio che innerva la nuova creazione del Berretto a Sonagli, la prima mondiale dell'opera liberamente ispirata alla commedia di Luigi Pirandello e al compositore Marco Tutino. Sul libretto di Fabio Ceresa va in scena oggi alle 20:30 e sabato e domenica alle 17:30. L'opera è in scena in dittico con La Lupa, la novella di Verga, altro titolo operistico del catalogo di Tutino, su versi di Giuseppe Di Leva, ancora incentrato su un delitto di genere. Cast d'eccellenza con Fabrizio Maria Carminati sul podio, regia di Davide Livermore, che firma anche le scene. E anche per oggi vi ho detto tutto. Vi aspetto la prossima settimana e ovviamente auguro a tutti buon weekend. Tutti quanti e anche a Marco Amato naturalmente che lì sorseggia il suo caffè, beato lui. Vediamo un po'. Che bella tazzina. Oggi una tazzona, c'è mezzo litro lì dentro, eh? Beh sì, è abbastanza capiente, ma è molto verticalizzata, è proprio un design italiano molto elegante e carino. Poi mi piace molto il suo ceruleo, per ricordare una frase della mia mitica Miranda Priestly. Già. Allora, oggi che succede oggi? Allora, oggi buon 1 marzo, un nuovo mese. Una nuova parte dello zodiaco, il sole è sempre in pesci, ma è il sole dell'anno che ci traghetterà da quella che è tutta la gestazione autunnale e invernale sintetizzata nell'ultimo segno zodiacale, quindi delle stagioni contrattive, verso l'equinozio che sarà proprio alle 4 del mattino di giorno 20 e inizierà il nuovo capodanno zodiacale. Questa parte di marzo è un conto alla rovescia dall'1 al 20, un conto alla rovescia proprio per quello che riguarda la preparazione
all'equinozio, quindi alla nuova rinascita. Ma questa prima settimana e questo primo weekend del mese cosa propongono? La luna è in un sensualissimo Scorpione, quindi accende di sensibilità ai segni d'acqua, ma quello che è importante oggi è il sestile tra Sole e Giove, quindi un augurio di grande positività, di grande sintetizzazione. Nei prossimi giorni però sarà proprio Mercurio il protagonista del cielo, che formerà una serie di aspetti che metterà in gioco un po' tutto lo zodiaco. E andiamo alle previsioni, vediamo come sarà questo weekend. Allora, per Ariete si presuppone un weekend decisamente scoppiettante, all'insegna comunque di ritagliare quel tempo necessario per dedicarsi ai piaceri e alla passione. L'Ariete ci riesce come? Soprattutto se decide di sgattaiolare via per questo weekend. Toro, è un weekend che decisamente non è proprio leggerissimo, proprio perché la luna è in opposizione e i pianeti in acquario ancora turbano l'establishment affettivo, per cui per il Toro è un'ottima occasione per chiarire con il partner durante questo weekend qualcosa che ha a che fare con l'economia del rapporto. Gemelli, benissimo per quello che riguarda tutti i sostegni zodiacali che avete da Acquario, un po' meno per quelli che vengono dai Pesci, per cui c'è un po' una discronia tra le ragioni emotive e quelle del cuore. Cancro, sempre innamorati, scoppiettanti, e questa luna, questo weekend vi rende fantasiosi e molto passionali e romantici. Beato che ha un cancro tra le braccia questo fine settimana. Leone, gli astri non sono propriamente dalla vostra parte, c'è ancora tutta una serie di cose da aggiustare, ma il fatto che Mercurio si sia rifugiato in Pesci vi aiuta a riprendere le fila di discorsi che vi hanno fatto molto innervosire, quindi questo weekend utilizzatelo bene per chiarire alcune faccende lasciate un po' troppo in sospeso. Vergine, questo è un weekend di respiro, la luna vi aiuta a riprendere un po' l'umore e a rifarvi un po' di tutto quel tempo che impiegate per adesso in oberi lavorativi e amministrativi che per adesso i pianeti decidono gravare su di voi, per cui cercate di essere un po' più fluidi in amore e soprattutto di essere più espansivi a livello comunicativo e affettivo. Bilancia, state risistemando tutta una serie di faccende decisamente molto interessanti. La luna in Scorpione oggi vi rende padroni del gioco e questo weekend avrà l'insegna di voler ritagliare un momento per voi. Volete vedervi, volete di nuovo dimensionare e ridimensionare voi stessi, avete bisogno di una ricarica, la troverete. Scorpione è assolutamente in auge questo fine settimana proprio perché ha un weekend affettivo molto bello, molto legato anche agli affetti di sempre, alla famiglia, non solo seduttivo e sentimentale, perché chiaramente in base alle fasi della vita o all'età affettiva di una persona questa è una luna per tutti gli scorpioni che può essere utilizzata in vari modi, per cui l'importante è che ci si ricordi sempre di amare. Sagittario, un po' di dubbi su tutta una serie di operazioni del passato, forse siete disposti questa volta ad abbandonare l'orgoglio e ad ammettere tutta una serie di errori di valutazione. Questo vi fa onore perché il vostro segno gioviano spesso pecca a volte di lesa maestà. Capricorno, è un weekend assolutamente congeniale alla soddisfazione, un weekend in cui comunque amerete gestire la felicità per quello che comporta i risultati trionfali che avete ottenuto, dividendoli anche con gli amici, un weekend goliardico che può avere a che fare con una rimpatriata, con una bella partita a calcetto tutti quanti, oppure con una riunione tra amici. Quindi Capricorno, dividete la vostra felicità con gli altri. Acquario, quando la luna è in Scorpione gli Acquario sono sempre un po' tesi e nervosi, un po' confusi, non sanno cosa affrontare prima nel loro bailam di vita sempre così complesso e pieno di tantissime cose. Quindi cari Acquario, seguite semplicemente il cuore e fate ciò che potete senza la fretta che come sempre vi caratterizza. Gli amici sono sempre la vostra dimensione preferita. Pesci, weekend tutto d'oro per i pesci, di riposo, affetto e di grande soddisfazione, perché i pesci possono aver ricevuto una gran bella notizia che li farà felici. Quindi in bocca al lupo e buon weekend e buon marzo a tutti. Buon weekend anche a te, grazie Marco. Le ultime notizie? Sì, una cosa carina che riguarda il Festival di Sanremo, il Festival Social entra nella storia. È stata pubblicata una ricerca Dentsu che certifica il record: oltre 55 milioni di interazioni online, cala l'età media del pubblico giovane, mai così coinvolto.
Complimenti, andiamo indietro nel tempo. Il 1 marzo del 1873 una famosa azienda americana, la Remington, che fino allora produceva armi da fuoco, ha deciso di lanciare sul mercato un nuovo strumento che ha rivoluzionato la comunicazione, il lavoro di scrittori, giornalisti, impiegati e segretari. Non è il rasoio elettrico a cui state pensando voi, il Remington, ma è la prima macchina da scrivere commerciale, questa qui. E ora passiamo al 1 marzo 1963, quando nacque ufficialmente il piccolo coro dell'Antoniano, il famoso coro dei bambini che debuttò durante la quinta edizione dello Zecchino d'Oro. Il 1 marzo del 69 si verificò uno scandalo che coinvolse Jim Morrison, il leader dei Doors, al concerto di Miami. Davanti a 12.000 spettatori si lasciò andare ad una performance provocatoria trasgressiva e queste azioni poi scatenarono la reazione delle autorità che interruppero il concerto e lo arrestarono. Sì. Ecco. Lui era sempre leggermente alterato. Torniamo in Italia, andiamo al 1 marzo del 2002, giorno in cui le lire vanno in pensione, cessano la loro circolazione e arriva la nuova moneta. Vedi quanto vale? 1936,27. Quando uno mette là €1, in realtà dà 2000 lire. 19 anni ci lasciava Alberto Castagna. Era il 1 marzo 2005, la notizia fu data nel corso di una serata del Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis. Il pubblico dell'Ariston gli tributò una doverosa standing ovation e proprio nel 2001 era tornato alla guida di Stranamore e condusse fino a pochi giorni prima della sua morte. Non lo dimentichiamo il nostro carissimo Alberto. Infine parliamo di una star della musica pop, questo è qui, Justin Bieber, che è canadese, idolo dei teenager in mezzo mondo, ha già accumulato fama, incassi, è arrivato a un patrimonio da $250 milioni, poverino. Allora ascoltiamolo in una delle canzoni che ha contribuito a raggiungere questo traguardo, Baby, il singolo disco di diamante, attualmente conta più di 3 miliardi di visualizzazioni. Appena, 3 miliardi, ascoltate, con questa canzone vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a buon lunedì naturalmente. Buongiorno Sicilia, a voi Justin Bieber. A lunedì. Nobody that compares to my baby and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy, oh I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying